Questo è il terreno di gara invece di Münster. Queste sono le immagini della passata stagione in cui un Ludger Beerbaum in grande forma era andato a vincere nei confronti dell'avversario dichiarato che avete visto in questo percorso. Adesso arriva anche il winning round di Ludger Beerbaum, dove ha spinto alla grande per andare a vincere, ma signori, vedremo se sarà una fotocopia anche quest'anno. La vittoria a Münster, la quinta tappa, e per il momento da Donaueschingen è tutto. Da Christian Micheli un arrivederci. È vero. Risponde il ministro Marzano alle accuse delle compagnie aeree. Mi aspetto. Affronta il primo round con Anca, classe 91 da Argentinus per Anca. A questo punto, con le due squillanti vittorie nelle tappe di Gera e di Wiesbaden per Marcus Henning, c'è un must, quello di non sbagliare più e portare a casa il risalto meritato per questo che è stato uno dei dominatori della stagione, un vincitore di finale di World Cup. Marcus Henning, uno dei più titolati, e deve mantenere il rispetto come punteggio i grossi nomi, i bigs come Beerbaum, come in precedenza Lars Nyberg, che sono lì pronti in posizione, come si dice nelle corse, di sparo per andare alla caccia del leader. Lui comunque ha per il momento sempre 20 punti di vantaggio nei confronti del von Beerbaum, che a metà questo circuito non sono pochi. Vi ricordo l'attribuzione dei punti. Qui avete sentito il pubblico sottolineare questo contatto evidente, acusticamente evidente, con l'ultimo elemento, e se ne va facile anche lui, più o meno, insomma, con un netto per Anca, che significa accesso in seconda manche. Se la giocherà la vittoria di questa tappa del Riders Tour. Vedete il tempo, lo lascia settimo, non è un tempo velocissimo, ma comunque il risultato è buono per andare avanti, per andare al secondo round. Perfetto nell'elemento centrale, un contatto con l'elemento d'uscita di posteriore, ma non ha significato proprio nulla. Carezze per Anca meritate, la si rivedrà nel secondo giro. Per il momento, come vedete in grafico, questi sono i netti, per ora i netti, e quindi qualificati. Sono già 9, i migliori 10 vanno in seconda manche, quindi con molta probabilità, anche perché adesso parte Beerbaum, con un pronostico più probabile che possibile, saranno più di 10 i netti, quindi più di 10 i percorsi della seconda manche. Ludger interpreta Gold Fever, tallone del 91, la signora Winterschulze. Anche per lui si parlerebbe di grossa sorpresa steccare una qualificazione per la seconda manche dopo la vittoria di Donaueschingen, tappa numero 4. In realtà Beerbaum già da primo appuntamento con Riders Tour era partito bene, con un secondo posto nella prima delle tappe ad Amburgo, poi più nulla o quasi, 15° nella seconda tappa, pochi punti con il 11° posto nella terza tappa a Gera, e poi vittoria a Donaueschingen. Più regolare di lui è stato Marcus Henning, ma
siamo a metà strada. L'attribuzione dei punti dunque 20 a chi vince, 17 al secondo, poi 15 al terzo e poi via via scalando di 2 e 1 punto. Questo è il netto di Ludger Beerbaum, un netto annunciato, vi dicevo si sarebbe trattato di una grossa sorpresa non vedere Goldfever, che è in splendida forma, una forma al diapason per lo stallone di Ludger Beerbaum. Questo Goldfever dunque se la giocherà anche lui in secondo round, in seconda mancia. Che grinta per affrontare il percorso del primo giro. Questa è ancora un'inquadratura. La bandiera olandese per anticipare chi sarà il prossimo concorrente, proprio un rappresentante dei colori olandesi. Si tratta di Van Asten, fratello maggiore, Mattis. Dunque un Woody al Group Kidanta Van der Laar, Kidan de Revel. Anche questa femmina ha dimostrato di essere in grado di mantenere il ritmo degli altri. Questo Riders Tour che ha visto una preponderante presenza tedesca nei primi posti e non poteva essere altrimenti, su un circuito quasi tutto in Germania. Si diceva della tappa in apertura di collegamento in Italia ad Arezzo, ma è l'unico appuntamento italiano, quindi Germania che la fa da padrona nella posizione di classifica, però è quarto. Van Asten è lì tra i primi con il miglior risultato per un concorrente diciamo straniero rispetto ai tedeschi. Altro binomio non di terra tedesca tra i primi in classifica è quello di Luciana Diniz-Kipling, che ha conquistato 2 buoni piazzamenti nella seconda e terza delle tappe, ma andiamo a vedere l'esecuzione di salto della combinazione. Bene per Mattis Van Asten, che è molto vicino. Zona traguardo per Kidanta Van der Laar, e sull'ultimo salto arriva grande ma si salva. 87 secondi abbondanti per Kidanta Van der Laar. Mattis Van Asten che va diretto in seconda manche. Dunque Kidanta non lo tradisce, la cavalla di sua proprietà lo porta avanti in seconda mancia. Qua rivediamo proprio l'ultimo salto che vi dicevo, affrontato con spavaldo, con uno spavaldo Mattis Van Asten, e va a chiudere senza errore, lanciando sul traguardo Kidanta Van der Laar. Un altro netto dunque, signori, siamo over 10 per i percorsi netti, più dei previsti. E adesso Meredith Michaels Beerbaum, questo non è charter play ma è checkmate. Abbiamo visto in precedenza Meredith Michaels affrontare il barrage a 2 per la competizione a squadre del Riders Tour, vincendo con Shutterfly. Questo però è checkmate, un altro dei top horses della sua scuderia. Meredith Michaels veramente un panzer tedesco nelle competizioni, un Amazzoli di una concretezza incredibile e regolarità. Dunque il suo checkmate potrebbe essere la sorpresa tra virgolette di questa tappa. Per Meredith Michaels a secco di punti per le prime due tappe del Riders Tour, poi qualche punto con il nono posto a Ghera, e poi cominciato a vedere i primi 3 posti con il terzo proprio a Donaueschingen. Vediamo se si mantiene tra i primi in questa tappa. Vedete, lavora per uscire dalla doppia gabbia, ma il più sembrerebbe fatto. L'ultimo salto per checkmate, guardate che tempo, 80 secondi in questo istante.
ed è decisamente basata sul ritmo, sull'andatura questa prima manche per Meredith Michaels-Beerbaum, signori. Un netto con un brillantissimo tempo, un 81,97 squillante che potrebbe voler dire qualcosa anche agli avversari. Va al comando e questo significa che potrebbe essere l'ultima a partire nel secondo round di gara. Bene dunque per Checkmate della Hyperion Farms. Carezze e sorriso per la americana, però battente bandiera tedesca dopo il matrimonio con il fratello minore dei Beerbaum. E adesso Norman dell'Ohio con Sun God, dio del sole. Questo è il cavallo che ha scelto il cavaliere americano Norman dell'Ohio. Grande palmarès per lui, cavaliere serissimo, un professionista dell'equitazione. Sentite anche il pubblico in sottofondo, una toccata, come si dice in gergo, su l'elemento d'uscita della larga combinazione prima del percorso, la prima del percorso. Prima gabbia, attenzione alla doppia, l'errore nell'elemento centrale è un errore molto molto pesante perché lascia fuori Norman dell'Ohio dalla seconda manche. Questo è il salto finale, questo che vediamo adesso è il salto finale, ma l'errore nell'elemento centrale e poi ancora una penalità per il tempo per il cavaliere americano e Sun God, un binomio che resta fuori purtroppo per questo errore, elemento B della doppia gabbia. E quindi per la start list del winning round, cioè la seconda manche, che sarà un winning round appunto perché tutti partiranno con 0. Questo è l'ordine di ingresso. Questi 13 che partiranno nella seconda manche e noi ci risentiamo tra pochissimo. Vedere la seconda manche del Grand Prix della tappa di Münster del Riders Tour, la quinta. Si parte subito con il primo dei 13 qualificati, si tratta di Le Mans con Markus Beerbaum. Aveva realizzato un bel percorso senza errori, 13 netti, 13 sono dunque i partenti di questa seconda manche, un pronostico davvero molto molto difficile. Abbiamo visto saltare molto bene Kidante Van der Laar con Matthias Van Asten, poi sicuramente Checkmate che si propone come uno dei più attesi anche perché sarà l'ultimo a partire, e sicuramente Beerbaum ed Henning con Golfiver e Anka, a mio parere è papabile anche Lars Nyberg con una Loriana ritrovata in grande grande forma. E intanto avete visto l'errore alle tavole ondulate per Markus Beerbaum. Le Mans commette il primo errore del Grand Prix qui a Münster. Chiusura in 51 secondi, 45,4 di penalità, e insomma abbiamo visto che il secondo giro, la seconda manche non è da sottovalutare, come non lo era del resto il primo round di Olaf Petersen, direttore di campo. Non fa sconti davvero queste tavole che, a dire la verità, non hanno creato più di tanto problemi nel primo round, hanno invece dato problemi, creato quel neo che non ci voleva sul percorso di Le Mans, che comunque in un Grand Prix chiude con una barriera a terra, anzi una tavola della verità a terra. Questo invece è Jutta Olshalmen con Game Boy.
13 anni da Granus, di proprietà della stessa Yuta Osaman. Aveva chiuso con 0 nel primo round. Abbiamo visto 51 secondi il tempo realizzato da Markus Berbaum, a mio parere anche buono, perché un 50-52 secondi è già un ottimo tempo per concludere questo giro di secondo round, ma però ancora un errore, nulla da fare per Game Boy, che sicuramente lascia qualsiasi pretesa di piazzamento, anche se siamo al secondo dei 13 partiti. 8 penalità è uno score piuttosto duro per poter sperare di andare davanti tra i primi per Yuta Osaman e Game Boy. 8 penalità, 57 secondi il tempo. Questo è il replay su uno dei salti, quello che era poi l'ultimo salto del primo round. Lo si ritrova con qualche centimetro in più qui nel secondo giro, e ha dato problemi alla tedesca Osaman. E adesso vediamo Gralshütter, cavallo Lanover di uno dei più amati qua in Germania. Si tratta di Heinrich Wilhelm Johansson, cavaliere tedesco. Affronta il percorso con Gralshütter a sorpresa in questa seconda manche, ma ha avuto sicuramente il sostegno e il calore del pubblico. Vedete, intanto l'ex doppia gabbia si è ridotta da 3 elementi a 2, però rimane. Tocca il verticale sul lato corto del campo, adiacente proprio al lato corto, messo in posizione perpendicolare a uno dei lati più corti del campo. Siamo a 35 secondi. Qua il rallentamento per affrontare le tavole che hanno dato problemi a Markus Berbaum, ma non a Heinrich Johansson, e l'errore invece arriva al largo quando siamo in conclusione su questa parte del percorso. Dunque nell'ultimo quarto di gara un po' di disappunto sul volto del tedesco Johansson, ma ormai non c'è proprio più nulla da fare. Qua l'errore netto di anteriore ha qualcosa da dire, poi dice ma sì, non se la prende più di tanto. Sorriso per Heinrich Wilhelm Johansson, che comunque con 4 penalità in un Grand Prix chiude a mio parere positivamente con Gralshütter. E adesso la concorrente tedesca che abbiamo visto in apertura di collegamento qui da Münster, Milène Diederich Schmeier, con la cavalla del signor Gössing, Countess G, questa 11 anni da caletto, ancora molto molto ardente ad affrontare il percorso della seconda manche. Avete visto la gabbia volata via, bene, molto bene in parabola anche sul verticale. Falcata molto ampia, ma le girate sono larghe e il ritmo non è dei più veloci. Cerca il netto, tra l'altro Milène Diederich Schmeier, perché di netti non se ne sono ancora visti, quindi cerca la gara tattica, cerca di fare questo tipo di gara. Vedete che sono già 50 secondi con questo tempo Berbaum aveva già concluso il percorso. Siamo all'ultimo salto e bene, molto molto bene per Milène Diederich Schmeier, che realizza il primo netto. Qua intanto vedete di spalle Olaf Petersen, e alla sua destra Schöckemole, ideatore proprio del Riders Tour. Per Countess G, primo posto in classifica provvisoria. Il tempo però è molto molto lento rispetto ai precedenti, 58,17, ma ha l'unico risultato senza errori tra i primi 2 percorsi. E adesso il giovane Van Asten, Leopold Van Asten, con VDL Group Flash Rouge, compito molto molto arduo quello che deve affrontare Leopold Van Asten, che ha comunque dimostrato di avere i nervi di ghiaccio pari a quelli di un cavaliere tedesco. Il cavaliere olandese è stato selezionato per affrontare il barrage nella gara a squadre.
battuto da Shutterfly e Benedict Michael, ma comunque con un onesto percorso della sua VDL Rouge Flash e VDL Group Flash Rouge. Questa la femmina Papillon Rouge di 11 anni. Si trova in seconda manche, vedete il tempo in sovrappressione lento ma comunque buono per il primo di Milan de Richmaier, 58,17. Qua è più veloce rispetto alla tedesca il giovane Leopold Van Asten. Ha girata alle spalle del verticale per affrontare questo salto. E la conclusione con l'errore si gira e dice no! Proprio sull'ultimo, quando vedete rendeva più di 7 secondi alla tedesca di Richmaier, ma con l'errore nel finale scivola al secondo posto. 50 secondi era davvero un buon tempo. E adesso dopo Leopold c'è il fratello maggiore Mathis Van Asten, sempre Olanda, ma questa volta la femmina impegnata è Kidanta Van der Laar. Io mi ero permesso di inserirlo nella rosa dei 5 nomi, 5 favoriti personali ovviamente di questo Grand Prix, proprio perché nel primo giro aveva impressionato, aveva rubato l'occhio in alcuni dei salti, anche nella combinazione. Insomma, una grande grinta, una grande spinta di Mathis Van Asten, e qua andiamo subito a raffreddare qualsiasi speranza di vittoria, perché c'è già stato un errore nella prima parte della seconda manche. Deve mantenere la concentrazione Mathis Van Asten, perché un altro errore significherebbe proprio essere scaraventati in fondo alla classifica. Questo non ci vuole, anche per un discorso di punteggi, perché Mathis Van Asten ha raccolto dei piazzamenti nella prima, nella terza e nella quarta tappa, piazzamenti tra i primi 10, quindi non può, anzi tra i primi 7 per la precisione, e non può naturalmente permettersi di perdere terreno proprio in questa tappa. Chiusura con 4 di penalità, dunque l'errore nel primo quarto di gara rimane l'unico per tutto il Grand Prix di Kidanta Van der Laar. E dopo l'olandese Mathis Van Asten torniamo con un binomio tedesco. Qua intanto ancora il replay proprio sul salto peggiore come risultato. Avete visto, era già stato superato, poteva già chiudere il discorso con questo salto, no, invece i posteriori hanno toccato e abbattuto. Piquet Carlo Cassini, questo è il cavallo grigio di Franz Josef Dahlmann. 14 anni da carettino, di proprietà dei colori della scuderia del signor Wolfgang Brigman, affidato a Dahlmann. Grande potenza, grande capacità di poter chiudere senza errore questo percorso per Carlo Cassini. Vediamo se sarà così. L'interpretazione di Dahlmann sarà fondamentale per questo soggetto, non di facilissimo impiego, ma come vi dicevo prima con una grande potenzialità, non magari velocissimo, ma potrebbe ovviare a questo con girate come questa. Arriva molto sotto anche alle tavole, ma per il momento problemi zero, così come il risultato provvisorio sul suo tabellino di score per Carlo Cassini, che se ne va con un netto in 53,86, ed è proprio il tedesco Franz Josef Dahlmann con Piquet Carlo Cassini che si porta al comando. Vedete, prima posizione per lui con 53 secondi abbondanti. È il secondo netto della gara e siamo a metà, superata la metà dei concorrenti del secondo round. Guardate che cosa è successo, proprio questo replay provvidenziale e ci aiuta a vedere, preciso nella regia, ci aiuta a vedere che cosa è successo. Queste
questo percorso, che ha avuto anche un po' di fortuna, ha dato a Carlo Cassini la prima posizione provvisoria. Torniamo adesso in cronaca diretta con Galando e Semigli e Jos Lansik per il Belgio. Galando e Semigli da Kidando Revel, un 10 anni di proprietà delle scuderie Stefex, con un Jos Lansik sempre perfetto in sella. Bello da vedere anche questo cavallo sul test importante, un grande Semigli, 10 anni con pretese e speranze. Non lascia nulla al caso, vedete un rallentamento sull'ultimo salto con 0 di penalità. La chiusura, Jos Lansik decisamente impeccabile, un percorso da manuale, è stato con lui. Anche Galando e Semigli ha risposto benissimo ed è secondo, 54-82, leggermente più lento, quasi un secondo in proporzione al percorso di Dahlmann, che rimane davanti, ma comunque c'è davvero poco da dire su Galando e Semigli. Queste immagini hanno commentato la qualità di questo cavallo. Andiamo a vedere adesso Lars Niber con Loriana. Loriana, che vi indicavo, questa rosa di favoriti per il momento sono in un bilancio passivo, con Mathis Van Asten che ha già completato il percorso, purtroppo con 4 penalità. Vediamo se rispetta il mio personale pronostico invece Loriana, con Lars Nyberg che ha affrontato la prima combinazione della seconda manche. Qua comincia ad accelerare, a premere sull'acceleratore, perché vi ricordo che sono 53 secondi, ci aiuta la grafica, il tempo da andare a pizzicare se si vuole andare davanti, ma con un must, quello di chiudere senza errori, cosa non facile, soprattutto da quello che abbiamo visto in partenza. Primi 6 percorsi, tra i primi 6 percorsi un solo netto, quindi. E la chiusura invece in 51,08, guardate che tempo è. Lars Niber con Loriana viene a chiudere senza errori, rispetta dunque il pronostico e quindi torno a una parità per quello che mi riguarda per Loriana, e Lars Nyberg a 51 secondi va davanti, va al comando. E come non pensare a una buona prestazione anche per Anka, Marcus Henning deve per forza rimanere tra i primi per chiudere questo giro di boa del Riders Tour, che è alla quinta tappa qui a Münster, con il vantaggio accumulato, ben 20 punti rispetto a chi lo segue nella classifica del Riders Tour. Combinazione superata, Anka Marcus Henning si avviano alla seconda metà della seconda manche. Errore, sottovalutato questo ostacolo da Marcus Henning, l'errore di Anka, e attenzione perché comincia a scivolare indietro in classifica, perché di netti ne abbiamo visti 4 e quindi dovrà stabilire un buon tempo. Non è per il momento particolarmente veloce, 43 secondi, 44, potrebbe chiudere con un tempo superiore ai 54 secondi, e così 54 e 27 con 4 di penalità. Soddisfazione che non c'è ovviamente sul volto di Marcus Henning, è ottavo per il momento. Vedremo se riuscirà a rimanere tra i primi 10, cosa importante per il discorso di classifica e di punteggi da portare a casa. Testa bassa per Marcus Henning con Anka, che comunque non si può dire che abbia deluso, c'è solo un errore, ma ha comunque deluso il suo interprete perché non riesce a portare a casa un punteggio pieno. Vediamo se lo fa invece Ludwig Verbaum, che con Marcus Henning tolto di mezzo, almeno per questa tappa, per il discorso vittoria, potrebbe
vedere davanti a lui una prateria, un'autostrada per andare a cogliere il risalto numero 2 del Raiders Tour, ma attendiamo la fine dei giochi. Marcus Henning ha commesso dunque un errore con anca, Ludger Beerbaum invece vuole fare lo showman. Avete visto come ha deciso di affrontare questa seconda manche? Anche questo salto affrontato in diagonale, veramente incredibile quello che riesce a fare con lo stallone Gold Fever. La cardiopalma, guardate come parte qui, davvero incredibile. Signori, un occhio al tempo, un occhio al cronometro, se ne va in 58 e in 50,08, un secondo spaccato, un secondo esatto di vantaggio che si prende Beerbaum nei confronti del diretto avversario Lars Niber, che passa secondo, e lui dice di pochissimo, di molto molto poco, però sono passato io. Guardate la gestione di gara per Gold Fever, qua stava scartando il cavallo di Ludger Beerbaum, stava scartando, cambiando proprio traiettoria. Lui è riuscito a riprendere in mano, girare, sistemare e superare senza errore l'ostacolo. Wim Schröder ora. Siamo agli ultimi due percorsi, quello di Eurocommerce Vancouver, che è il cavallo impegnato adesso, e poi ci sarà Checkmate, e quindi a loro due l'ultima parola per la vittoria di questa tappa a Münster, tappa che precede l'appuntamento italiano ad Arezzo. Eurocommerce Vancouver con Wim Schröder per i colori olandesi. Anche in questo caso avete visto come deciso di superare questo verticale. Bene, ancora sulle tavole. Siamo all'ultima parte della seconda manche. Per lui arriva velocissimo, un errore grave, ancora replay del precedente errore, butta via tutto in questi ultimissimi metri. Davvero poco incoraggiante nel finale di gara, in debito di ossigeno probabilmente, ma perdita di concentrazione di Wim Schröder sull'ultimo salto e 8 penalità. È un score davvero molto molto pesante in questa situazione, e quindi noi arriviamo in conclusione con Meredith Michaels Beerbaum. Come dicevo prima, lei l'ultima parola per questo appuntamento del Raiders Tour a Münster. Checkmate ha le qualità per far bene. Se non avete mancato di vederlo nel primo round, è stato il più veloce in assoluto, e c'è da dire che questo cavallo ha dalla sua la velocità, un cavallo che come impiego ha molto da dire sul discorso velocità. È un soggetto veloce. Vedete la preoccupazione di Marcus Beerbaum, il marito dell'americana Meredith Michaels Beerbaum, impegnata in sella a questo 9 anni da contender, giovane, grintoso, ardente, ma naturalmente non è mai facilissimo imbrigliare gli ardori di questi soggetti, permettetemi di dirlo, comunque giovani, che 9 anni ancora molto da dire nel circuito internazionale. Checkmate, il tempo da andare a prendere se si vuole vincere, oltre a ovviamente realizzare un netto, è 50 secondi, poco più, quello di Ludger Beerbaum. Ci prova, guardate la gestione di gara di Meredith Michaels Beerbaum. L'amazzone americana con bandiera tedesca ha girato a gomito in questa parte del percorso. Vedete la velocità non varia, e siamo in addirittura finale, e se ne va con il netto Meredith Michaels Beerbaum. Sfonda, abbatte il muro dei 50 secondi, sì, è lei la vincitrice, scatena tutta la sua gioia, il pubblico è con lei, e quindi grandi abbracci, permettetemelo, all'americana, e non poteva essere altrimenti, per Meredith Michaels, che saluta tutti, accarezza in maniera molto evidente Checkmate, e poi compie un furto per andare a ricompensare il suo Checkmate. Guardate, è andata a rubare
le carote in uno dei punti di questo campo, dove era allestito proprio davvero simpaticissima, americana al 1000% Meredith Michaels, anche se gareggia per la Germania, e qui se la gode anche Checkmate, vincitore. E quindi Meredith Michaels si propone ancora, dopo la bella gara di Donald Shingren, con la vittoria qui a Münster per il Riders Tour, acquisendo 42 punti e quindi rimanendo a contatto con i primi, e va terza nel Riders Tour. Rimane ancora al comando Marcus Henning, ma il suo vantaggio si assottiglia e quindi Checkmate vince con Meredith Michaels Berbaum davanti a Ludger Berbaum con Gold Fever. Ecco la classifica di questa tappa a Münster del Riders Tour, la quinta. Meredith Michaels, Ludger Berbaum, Lars Nyberg, Franz Dahlmann, Jos Lansing per i primi 5 posti, netto sino al sesto, con Milan Diederich-Schmeier che è autrice di un'ottima gara e rimane nona nel circuito del Riders Tour con i punti acquisiti qui. Questa è la classifica completa della tappa numero 5 del Rico Riders Tour. Ancora un'inquadratura dovuta alla vincitrice, il pubblico è per lei. Foto per Meredith Michaels qui, Schuckemöhle si prodiga in un applauso. Chiamata in zona premiazione, birra gigantesca per Meredith Michaels, vincitrice. Sconsolato ma ancora al comando Marcus Henning, ci saluta la numero 1 qui a Münster, Meredith Michaels Berbaum, che sentiamo in questa intervista. Won the team trophy with the Multex Urco team yesterday. Was second yesterday with Shutterfly. Won the big class on Friday with Checkmate, and today he won his first. Dunque la vittoria con la squadra Molteco, poi ancora piazzamenti nelle altre gare di contorno qui a Münster con Checkmate e con Shutterfly danno una grande soddisfazione a Meredith Michaels, che ci crede da morire in questi casi. One of my two best horses, Shutterfly or Checkmate, so I hope to make up some ground. Well, it's good to have some good news because you have been sort of forced into the Dunque vedremo se Shutterfly e Checkmate saranno i prossimi ad accompagnarla avanti nel Riders I'm Tour. waiting for a decision from the FEI. I hope they decide in my favor, but I'm not sure how long that will take, and so in the meantime I go on with my showing and my horses and keep my fingers crossed. Dunque nell'attesa della decisione della FEI per quello che riguardava Shutterfly, noi intanto andiamo a vedere la classifica del Riders Tour dopo 5 tappe: Henning, Berbaum, Meredith Michaels e poi Mathis Van Assen, ottimo quarto. Questi insomma sono i punteggi, vedete che si assottiglia il vantaggio di Marcus Henning, ma direi che da Münster è davvero tutto. Da Christian Micheli un a risentirci per il Riders Tour.